Siamo con Patrizia Zantedeschi, coordinatrice del Centro Donna di Padova. Allora, sono stati diffusi in questi giorni dati relativi al 2014 e c'è un dato sicuramente interessante, cioè è aumentato il numero delle donne che si sono rivolte a voi, insomma le donne che finalmente hanno parlato denunciando o comunque manifestando un maltrattamento, una violenza, è così? Sì, come ogni anno, ormai da un po' di anni, registriamo questo aumento consistente. Quest'anno, cioè il 2014, l'abbiamo chiuso con 827 donne che si sono rivolte per vari, attraverso il telefono o anche di persona. Sono tutte richieste che sono arrivate al nostro centro. È un aumento delle richieste, noi sappiamo che si tratta di un problema sommerso, quindi i numeri che vediamo sono numeri che noi registriamo come numeri positivi, nel senso che sono più donne che si rivolgono ai centri. È sempre un numero molto basso rispetto a quello che sarebbe il fenomeno in sé, anche se sappiamo appunto che questo è un fenomeno stabile da anni. Le donne che si rivolgono a noi ci portano violenze che sono presenti da molti anni nella coppia, anche 3, 4, ma anche 30, 40. Qui trovano una risposta intanto veloce, vengono accolte, se è il caso, anche nel giro di mezz'ora, possono arrivare qui anche. La risposta del centro è un accompagnamento a tutti gli aspetti, sia legali sia di sostegno psicologico, che una situazione di questo tipo può richiedere, anche un accompagnamento ai servizi, perché attorno ad una donna vittima di violenza che vuole uscire dalla violenza c'è bisogno di una rete molto forte di istituzioni, perché non basta solo il lavoro del centro antiviolenza. Il nostro ruolo è però accompagnare la donna in tutti questi passaggi che sono obbligati e che sono a volte molto dolorosi. Rivolgersi a voi è semplice? Sì, è semplice perché abbiamo intanto un numero verde che quindi è gratuito, abbiamo diversi sportelli su tutto il territorio e siamo anche molto conosciuti ormai anche a livello dei servizi. Questo rende l'accesso molto facile. Grazie.